Una nuova tragedia si abbatte sulle rotte dei migranti verso l'Italia. Un gommone diretto verso le coste italiane si è capovolto a circa 30 miglia dalle coste libiche con un bilancio ancora provvisorio drammatico. Almeno 10 morti accertati e una trentina di dispersi. Altri 55 migranti sono sopravvissuti al mare grazie ai soccorsi prestati dall'equipaggio di un mercantile battente bandiera di Singapore, il primo a raggiungere l'area del naufragio. I primi soccorritori hanno confermato che sul gommone vi erano un centinaio di migranti, per cui con il concorso di tutti i mercantili arrivati nell'area sono in corso adesso le ricerche di almeno una trentina di dispersi. Le speranze di trovare in vita altre persone sono minime. Una giornata intensa, quella di ieri per le navi della Marina Militare impegnate nell'operazione Mare Nostrum, intervenute nelle ultime 24 ore in 3 operazioni di soccorso di imbarcazioni provenienti dalle coste del Nord Africa. Il pattugliatore sirio, riferisce la Marina Militare, ha soccorso ieri pomeriggio a sud di Lampedusa un gommone con 105 migranti, tra cui una donna ed un minore. Al termine del recupero la nave si è diretta nell'area dove una motonave ha soccorso sempre ieri pomeriggio numerosi naufraghi dal gommone affondato. Un elicottero della Marina Militare è decollato dalla base di Lampedusa per supportare le operazioni di ricerca e soccorso. Il pattugliatore sirio, ultimato il trasbordo dei 55 naufraghi soccorsi dalla motonave, è rimasto in area per continuare le ricerche di eventuali altri superstiti. La fregata Liseo durante la notte ha poi soccorso 96 migranti da un'imbarcazione in legno. La nave anfibia San Giusto ieri ha recuperato 105 migranti da un gommone in condizioni di precaria galleggiabilità e successivamente ha imbarcato 229 migranti già recuperati dalla nave mercantile Buronorca della Norvegia. Sempre ieri pomeriggio una motovedetta ha soccorso 33 migranti da una imbarcazione trasportandoli a Lampedusa, tra loro anche una donna incinta. Questa è la donna gravida. Aspetta che scendo anch'io e vado a parlare col medico. Attenta.